non subire questa mossa, ma sicuramente il Real un po' in difficoltà. Quando entrerà Lion dalle retrovie ci andrà. Pallone di Fortino dentro per Rafael, per Jelovčić, ancora provvidenziale Lion e poi Fortino in rimessa laterale. Grande Real in questo avvio di gara. Sì, come dicevamo in apertura, è partito all'arrembaggio il Real per cercare di indirizzare ed imprimere la sua impronta fin dai primi minuti alla gara, e fin qui intanto Fortino di Mancino non era facile, spara alle stelle, però grande partenza del Real con la Feldi che non riesce in questo momento ad imprimere il suo gioco. Lion con le mani, pallone per Sergio Romano, Tres Ercolesi di ritorno per Tres Rudinei, la pressione su di lui di Rafinha, difende il pallone Tres, feroce la pressione del Rieti sul giro palla della Feldi, che anche in questo caso è costretta a buttare il pallone. Tondi per Franco Jelovčić, Rafinha dentro il pallone per Rodolfo Fortino che perde per un attimo la maniglia, poi trova la rimessa laterale. Se ne sono andati i primi 3 minuti di gioco, Rieti 1, Feldi Eboli 0, il gol di Rodolfo Fortino. Jelovčić calcia Lion, poi Fortino di testa prova a spingerla in porta, ancora Lion che poi va a lungo, Jelovčić a chiudere di testa Rafael prima di Tres. L'ultimo tocco è del numero 11 della Feldi, rimessa laterale per il Rieti che adesso toglie dal campo Fortino, minuti da pivot per Avironi. Sì, subito gettato nella mischia, lo vediamo già fare a sportellate con Ercolesi. Saranno importanti i minuti che Avironi starà sul parquet, sia per permettere di rifiatare a Fortino. Intanto vedremo la prima salita di Lion come accennavamo in precedenza. Tres prova la puntata e Tondi si salva, Fabio Tondi che è andato credo a sbattere sul palo. È rimasto a terra il portiere del Rieti, è andato forse a sbattere sul palo Fabio Tondi che stava per buttarsi la palla in porta da solo, è stato bravo a rimediare dopo l'errore. Sì, stava per fare la classica frittata, il tiro non sembrava irresistibile, gli è sfuggito, stava per entrare in porta, ma poi è stato altrettanto bravo e reattivo con un balzo ad evitare che la Feldi trovasse anche in maniera fortunosa il gol dell'1-1. Forse Tondi è stato colpito in faccia dal pallone calciato, mi pare fosse Tres Rudinei, non sappiamo se è stato colpito in faccia dalla pallonata o nel tentativo di salvare ha colpito il palo con il viso. In ogni caso dolore per Fabio Tondi che resta a terra. Si rialza in questo momento il numero 22 del Rieti, tra gli applausi del suo pubblico si scalda in panchina Sebastiano Tornatore. Si è ripreso Fabio Tondi che si tocca la fronte, vediamo da qui Jacopo un vistoso segno rosso sulla sua fronte. Sì, è proprio nel balzo, parlava anche con Fornari, ha fatto cenno di essere finito contro il palo. Intanto il gioco riprende con Rafael che restituisce la palla alla Feldi. 16 minuti e 20, ancora 1-0 Real. Fornari arriva il raddoppio, riesce ad appoggiarsi su Sergio Romano. Tres Ercolesi dentro per Jader Fornari, spalle alla porta, raddoppiato. Tres arriva, la mette dentro, l'anticipo di Massimo De Luca. Avironi si fa anticipare, Ercolesi e il palo colpito dalla Feldi. Non ha visto l'uomo alle spalle Avironi che però doveva essere più presente con il fisico a difendere quel pallone. Sì, questa è un'ingenuità del numero 10, infatti Jeff e Kundari lo stanno riprendendo perché comunque ha aperto il campo all'opportunità della Feldi e in questo caso il Real è stato fortunato perché il tiro di Ercolesi aveva battuto Tondi, ha colpito il palo interno e poi è finito fuori. Tondi prova ad andare lungo, la chiusura di testa di Tres, poi il pallone in rimessa laterale. È chiaro che Avironi nasce più come laterale puro, si sta adattando a giocare da pivot in questa stagione, non va mai dimenticato questo e soprattutto non va mai dimenticato che parliamo di un ragazzo classe 2001.
Sì, è un po' lo scotto che si deve pagare quando si lancia un ragazzo classe 2001. Diciamo che fin qui Avironi ha fatto molto di più di quello che ci si attendeva. Adesso il difficile è confermarlo e quindi comunque quando entra in campo ha gli occhi puntati addosso. È chiaro che adesso andrà valutato il Real anche senza Rodolfo Fortino. Sembra poco, Jacopo, ma la qualità del giro palla e del gioco è già scesa. Intanto qui bello scambio tra Raffaele Avironi che calcia con la punta sinistra, poi De Luca prova l'imbucata, regala il contropiede a Romano e poi è bravo lo stesso Massimo De Luca a rimediare, ha forzato quel passaggio, bravo poi nella lettura del 2 contro 1. Intanto per la Feldi dentro Bacatini e Felipe Mancia. Romano, Mancia, pallone dentro per Jader Fornari, ha subito il fallo di Ramon che gli ha fatto sentire subito il piede sulla caviglia. Primo fallo di squadra per i Real. Ramon deve gestirsi, Jacopo, sotto questo punto di vista. Rientra dopo il doppio giallo contro l'Alessandro Abate Avellino che gli ha fatto saltare la gara di Ostia. Sì, è fondamentale la sua gestione, il Real non può permettersi di perderlo ancora per ulteriori gare per squalifica. Come dicevi tu, è appena entrato in campo, ha fatto sentire subito le maniere dure a Fornari che vediamo rimane a terra, spray sul ginocchio per il numero 9, capitano della Feldi Eboli. Gli arbitri hanno ravvisato solamente il fallo, non hanno estratto per il momento il cartellino giallo. Si può tornare a giocare, Bagadini e Felipe Mancia sul punto di battuta, fuori Fornari, dentro Tiago Bissoni. Anche la Feldi ha tante soluzioni in panchina, Jacopo. Sì, ricordiamo Bissoni è arrivato in occasione di questa finestra di mercato invernale. Sicuramente anche la Feldi è una squadra costruita per provarsi a giocare tutti i trofei fino in fondo e lo dimostra la rosa a disposizione di mister Cipolla. Tiago Bissoni che al pari di Sergio Romano e del preparatore dei portieri Alberto Mancini è un ex di questa sfida. Romano De Luca, il pallone dentro, l'uscita di Fabio Tondi che va velocemente da Ramon, rientra sul destro, difende il pallone, lo scarica su Avironi. Ramon, pallone ancora dentro per Avironi, lo difende il numero 10, ancora Avironi che alla fine ha subito il fallo di Bacatini. Il Real non riesce più a prendere posizione profonda con il pivot. Sì, dopo i primi minuti sta un po' soffrendo, vediamo che fa difficoltà ad uscire, palla al piede, non trova più la profondità. Anche in questo caso Ramon ha provato un lancio per Titon, la palla si è persa in fallo laterale. Real che è un po' sceso rispetto all'avvio di gara con la Feldi che sta provando a prendere il campo. Lion, pallone lungo, l'uscita di Tondi che è andato a prendere il pallone fuori aria, non si è capito con Massimo De Luca, calcio di punizione per la Feldi Eboli, malinteso qui tra Tondi e De Luca, cartellino giallo per il portiere dei Real Rieti, giustissimo. Sì, assolutamente, un'ingenuità. Intanto vediamo che l'arbitro chiama De Luca e Mancia, c'è stata una scaramuccia fra i due, dicevamo un'ingenuità, per fortuna del Real solo un calcio di punizione. I due, Mancia e De Luca, compagni di squadra lo scorso anno in Maia Napoli. È proprio Felipe Mancia sul punto di battuta. Bagadini, il taglio, il pallone dentro, Fabio Tondi riesce a toccarlo allungandolo dalla parte opposta in rimessa laterale. Momento della partita favorevole alla Feldi Eboli. Sì, lo dicevamo, il Real non riesce più ad uscire con fluidità come aveva fatto in avvio. Intanto il tiro di Bacatini, si oppone Titon, vediamo che prova ad alzare il pressing per riprendere il predominio territoriale, ma in questo momento meglio la Feldi del Real.
Tres Bissoni, il pallone per Bagadini, la pressione dei giocatori del Real Rieti d'esperienza qui a Tres Rudinei che lascia sfilare in rimessa laterale, poi va lui a battere per Felipe Mancia. Bissoni in avanti per Mancia, sulle sue tracce c'è Titon che nel ripiegamento difensivo allunga di testa in rimessa laterale, fuori a Vironi, torna Rodolfo Fortino in campo per il Real Rieti, colui che sta decidendo questa partita. 14 minuti 6 secondi, Ramon a campo da spingere in transizione, Fortino prova qui quasi con un numero a deludere Lion, poi Tondi stavolta puntuale in uscita, la mette in rimessa laterale. Buona lettura stavolta di Fabio Tondi. Questa volta è stata una bravissima, è stato bravissimo il portiere Amaranto Celeste, perché la retroguardia del Real sembrava scavalcata dal lancio di Lion. Bissoni, Mancia, sulle sue tracce c'è Rodolfo Fortino, Ramon in pressione su Tres, ancora Ramon a pressare, sarà rimessa laterale per la Feldi Eboli. Tres, Bissoni, Bagatini, Tres, ancora per Bagatini, Mancia, vuole l'1 contro 1, torna da Bagatini, dentro per Tiago Bissoni, Tres Rudinei, l'1 contro 1 su Fortino, arriva la chiusura di Titon che fa muro con il corpo, il pallone sfila in rimessa dal fondo. Quale sarà l'apporto in grado di dare Titon a questa squadra, Jacopo? Ma sicuramente è un apporto importante, è un giocatore che conosce benissimo il campionato di Serie A, e poi non scordiamoci che nei primi mesi che ha trascorso con la maglia del Genoa era il terminale offensivo principale della squadra, nonostante quello sia un roster non costruito per le primissime posizioni, comunque faceva la differenza, come in occasione dell'ultima gara, doppietta a Latina prima di venire a Rieti, quindi può dare qualcosa. Tres a battere il corner, pallone scodellato per Bagatini che calcia al volo con il destro, non è il suo piede. 13 minuti 3 secondi da giocare nel primo tempo, rimessa laterale assegnata alla Feldi Eboli. Mancia all'indietro per Bagatini, Tres vuole l'1 contro 1 su Jelovcic, mette dentro il pallone, recupera Fortino, Ramon prova a spingere la transizione, le finte del numero 6, l'1 contro 1 di Ramon su Bissoni, se ne va Ramon che prova a calciare sul primo palo, la parata di Lion De Freitas. Mancia, Bagatini, Felipe Mancia, dentro per Tres Rudinei, Bissoni, Tres, Bagatini, Mancia vuole l'1 contro 1 su Ramon, il pallone per Tres dalla parte opposta, ancora l'imbucata, ci mette il piede Titon. Tres, Bissoni chiama la pressione dalla panchina Geffe, Mancia la lascia lì, Fortino prova a recuperare, Bissoni ci arriva, Bagatini riesce a disimpegnare, spezza il raddoppio e poi si appoggia su a Tres, dentro il pallone, ancora Ramon in anticipo, Titon con l'esterno per Fortino con calma, il Real Rieti riparte da dietro, Titon vuole l'1 contro 1, si ferma Titon, l'appoggio su Ramon, Jelovcic, Fortino spinto alle spalle da Bagatini, arriva il fallo commesso dal giocatore della Feldi Eboli, fuori Titon, torna in campo Rafael, terzo fallo per la Feldi Eboli. 11 minuti 49 secondi, adesso equilibrio al Panama Alfatti. Sì, però vediamo che è tornato in campo Fortino, il Reale è salito nuovamente in intensità, da quello che al momento non ha dato a Vironi quando è stato in campo, quindi adesso c'è molto equilibrio in campo, però con Fortino sul parquet è un altro Reale assolutamente. Intanto qui Fortino va a spiegarsi con un avversario, il numero 20 del Real Rieti era stato accusato di aver colpito con una gomitata il diretto avversario, anche se Fortino sta dicendo ci siamo colpiti a vicenda con la testa, è questo che sta provando a spiegare alla panchina di Eboli, che aveva protestato, sta ancora protestando con mister Francesco Cipolla che chiedeva proprio una gomitata da parte di Fortino. Non abbiamo capito quale giocatore della Feldi, forse Bagatini, che è in panchina con il ghiaccio sul volto. Sarà calcio di punizione per il Real Rieti dopo il terzo fallo di squadra. Confermiamo Bagatini, maglia numero 14 della Feldi,
calcio di punizione per il Real Rieti. Jelovcic per Rafinha che la mette dentro per Fortino. Bissoni da terra, poi Ramon ci mette il piede, pallone dentro per Ercolesi, il body check di Rafinha. Fortino è tornato in campo Jelovcic, Rafael Ramon prova il sombrero, pallone che gli è rimbalzato male, non è riuscito ad andarsene in 1 contro 1 a Thiago Bissoni. E adesso arriva il time out chiamato da Francesco Cipolla, che probabilmente proverà a studiare qualcosa con Lion. Sì, perché fin qui l'abbiamo visto solo in un'occasione il portiere della Feldi superare la metà campo. Studierà questo, studierà sicuramente qualche altra mossa, perché dopo qualche minuto in cui la Feldi sembrava giocare meglio del Real è tornato a regnare l'equilibrio, anzi forse il Real è tornato ad avere maggiormente il predominio territoriale. Squadra il rapporto dei due allenatori, le indicazioni di Cipolla da una parte e Jeff Kundari dall'altra. Siamo in diretta su PMG Sport Futsal e Repubblica TV per questa sfida della 15ª giornata. Intanto ci arrivano i saluti da Eboli. Ricambiamo ovviamente dal Pala Malfatti di Rieti. Mettiamo un po' di ordine, 11 minuti 33 secondi. 1-0 Real Rieti, gol su calcio di rigore dopo poco più di un minuto di Rodolfo Fortino. Lion Tres pressato da Franco Jelovcic, dentro per Thiago Bissoni, ancora Tres, il pallone per Bissoni, l'anticipo secco di Ramon che non riesce a tenere il pallone in campo. Buona giocata difensiva però di Ramon. Bissoni mancia, pressato da Rafael, dentro il pallone per Bissoni, gran palla, Tres prova a rientrare, lo mura letteralmente Franco Jelovcic che poi la lascia lì per Rafael, il pallone è uscito, poteva cambiare lato a quel pallone Franco Jelovcic. Sì, dopo aver fatto un gran recupero ha voluto insistere lungo quella banda, forse poteva, come dicevi tu Mattia, cambiare il gioco, era sicuramente apriva maggiormente il campo. Pallone scodellato dentro, toccato di testa da Fortino, rimessa laterale per la Feldi Eboli. Per il momento un episodio, il calcio di rigore di Rodolfo Fortino a decidere questa partita e poi anche un palo colpito dalla Feldi. Bissoni prova a calciare, Ramon si arrampica con la gamba e riesce a togliere il pallone dalla disponibilità di Felipe Mancia. Rimessa laterale per la squadra di Francesco Cipolla, 51 secondi alla metà del primo tempo. Ercolesi qui, finta la conclusione, arriva Lion di testa Fortino, che polide col destro di Lion, ha abbattuto Rodolfo Fortino. Sì, l'aveva impattata benissimo, la palla sembrava indirizzata all'interno dello specchio. Fortino prima ha esultato per aver respinto questa palla e poi è finito a terra sul bolide, veramente un bolide quello di Lion, che aveva impattato benissimo il pallone. E adesso con il ghiaccio in faccia ci finisce Rodolfo Fortino. Bagadini da una parte, ancora le prese con la botta di prima, adesso Rodolfo Fortino. C'è Aldo Squatrito, storico massaggiatore fisioterapista del Real Rieti in campo. Sembra in grado di continuare, anche se è leggermente stordito. Rodolfo Fortino è pronto a Vironi ad entrare in campo. Per il momento non abbiamo ancora visto Andrea Romano. Jacopo, potrebbe essere una soluzione nel corso della partita? Sì, potrebbe essere una soluzione, soprattutto perché nelle ultime uscite ha trovato un buon minutaggio. Fin qui non è ancora stato mandato in campo, ma nel proseguo del match forse qualche minuto verrà lanciato, e comunque soprattutto ad Ostia i minuti che ha fatto in campo sono stati di pregevole fattura. Romano Sergio sul punto di battuta per Bissoni che calcia in diagonale, è stato colpito anche Rafinha. Rafael Jelovcic
Rafael dentro per Rafinha. Rafael, ancora il possesso del numero 11, le finte, il pallone per Avironi, si sposta il pallone sul destro, a campo da attaccare il numero 10, lo fa ad ampie falcate, raddoppiato Avironi, che alla fine è l'ultimo a toccare, si è complicato la vita, è arrivato il raddoppio, ha perso il pallone. Sì, si è andato a chiudere, quando si era aperto il campo poteva sicuramente smistare il pallone, ha preferito proseguire, si è andato a chiudere. Anche qui non una buona giocata di Avironi. Jader Fornari tocca il pallone in rimessa laterale, grande equilibrio, squadre che si sono studiate, si vede tatticamente Jacopo, non un grande spettacolo, ma questa partita può esplodere e stapparsi da un momento all'altro. Seguiamo l'1 contro 1 di Jelovčić, le finte, calcia col destro, è un gran gol di Franco Jelovčić, ha tolto il pallone sotto il naso di Sergio Romano e con il destro lo ha infilato all'incrocio dei pali. Ha fatto la cosa più semplice con il suo piede, il mancino, e poi quella più difficile con il destro, puntata dritta sotto l'incrocio dei pali. Raddoppio del Real Rieti con Franco Jelovčić. Si riparte dopo il 2-0 di Franco Jelovčić, praticamente a metà del primo tempo. Prima Fortino, poi Jelovčić, 2-0 Real Rieti nel mezzo, anche un palo colpito dalla Feldi Eboli, pallone indietro per Romano che calcia, trova ancora l'opposizione di Rafael, dalla parte opposta Lion, controlla il pallone, lo scarica su a Tres che ha qualche difficoltà nel controllo, Romano pressato da Rafael, cambia lato su Ercolesi, Tres di ritorno per Ercolesi, Avironi questa volta copre bene il campo e recupera il pallone, Rafael dentro per Rafinha che l'allunga per Avironi, Jelovčić, Rafinha, Avironi, Jelovčić dentro per Rafael, gran pallone, prova ad andare Rafael, gran momento di partita per Franco Jelovčić. Sì, grande Franco Jelovčić, diciamolo, fin dal fischio d'inizio, è l'uomo in più in questo avvio del Real, mette continuamente in difficoltà la retroguardia della Feldi. Intanto Avironi ha provato a calciare, non c'è stato il tocco di Lion secondo gli arbitri. Lion prova ad andare lungo, Tondi blocca il pallone in due tempi, poi lo gioca corto su a Rafael. Rafinha, Jelovčić dentro ancora per Rafael, alle spalle di Mancia, bravo a chiudere di testa proprio all'indirizzo di Lion che prova subito a correre, torna da Felipe Mancia, dentro il pallone per Jader Fornari, su di lui c'è Rafinha, Bagatini che si è ristabilito dopo il colpo, pallone ancora dentro per Fornari, Rafinha per il momento sta vincendo il duello contro il numero 9 della Feldi. Sì, forse stiamo vedendo il miglior Rafinha di questo avvio di stagione, sta tenendo benissimo su Jader Fornari e anche il suo recupero è molto molto importante per il Real. Romano, Bagatini dentro per Jader Fornari, raddoppiato, riesce a trovare uno scarico su Romano, Avironi per un attimo, poi Massimo De Luca che spinge la transizione, se ne va De Luca che alla fine non guadagna la rimessa laterale, Mancia all'indietro per Bagatini, 8 minuti 5 secondi, 2-0 Real Rieti. Da poco è arrivato il raddoppio di Franco Jelovčić dopo il gol di Rodolfo Fortino. Bagatini, Romano, Bagatini, possesso Feldi, Jader Fornari, stesso copione che dicevamo prima per il Real Rieti, Jacopo. Feldi che non riesce con costanza a trovare la profondità su Jader Fornari. No, e vediamo che quando non riesce va in difficoltà, perché il Reale anche in questo caso con la pressione alta di Rafael ha costretto Mancia a gettare via il pallone. Per il momento il Real sta contenendo benissimo Fornari e questo sta mandando in tilt le azioni offensive della Feldi. Rafael a battere la rimessa laterale, pallone indietro per Rafinha,
voleva la soluzione a Vironi, che però è in ritardo sulla lettura. Allora Rafael se ne va su Sergio Romano, prova a calciare in due tempi. Lion tiene lì il pallone, lo reclama Bagatini. Lion però premia Felipe Mancia, che è costretto a fermarsi e a tornare da Sergio Romano. Bagatini, Fornari prova a girarsi e a calciare. Tondi questa volta era stato bravo. Fornari che ha messo in difficoltà Rafinha perché non si è girato sul sinistro ma sul destro, che non è il suo piede. Sì, la prima volta che l'ho messo in difficoltà, però è stato bravissimo Tondi a non farsi cogliere impreparato, poi altrettanto bravo Rafinha a spazzare l'area di rigore. Fornari all'indietro per Mancia. Bagatini, Romano, Rafael a chiuderlo, poi Romano è andato forse a trattenere Rafael. Bagatini, il pallone resta lì, Titon prova ad andarsene con un tunnel, alla fine De Luca la mette in rimessa laterale. Le proteste della panchina del Real Rieti e di Rodolfo Fortino, invitato alla calma dagli arbitri. Di mestiere una piccola trattenuta di Sergio Romano, ha provato a farla vedere Rafael, il fallo ci poteva anche stare. Sì, ci poteva stare, gli arbitri non l'hanno ravvisato, però sì, sicuramente se avessero, intanto ci prova Fornari, il mancino finisce fuori, se avessero fischiato non ci sarebbe stato nulla da dire. C'è Titon adesso che ha posizione profonda, eccolo il pallone per il numero 29, torna da Rafael. Rafinha, il movimento lungo di Titon che se n'era andato alle spalle di Romano. Adesso tentativo di 4-0 rinunciando al pivot per il Rieti. Sì, vediamo che però è subito pronto Fortino, non sappiamo se è una mossa temporanea o se verrà ripetuta da qui alla sirena finale dallo staff tecnico del Real. Romano, Mancia, le finte su a De Luca che lo chiude, sarà rimessa laterale ancora per la Feldi. 6 minuti 16 secondi, 2-0 Real Rieti, prima Fortino poi Jelovcic. Mancia dentro il pallone per Sergio Romano, arriva Rafael. Bissoni, Mancia, Fornari, Romano ancora per Thiago Bissoni. Felipe Mancia, l'1 contro 1 su Rafael. Titon prova a metterci il piede. Fornari raddoppiato, si appoggia ancora su Bissoni che calcia, ma fa muro lì il Rieti che chiude. Jacopo. Sì, vediamo che in questi ultimi secondi è la Feldi che prova a fare la partita con il Reale che si chiude e prova a colpire in ripartenza. L'uscita palla al piede di Lion che l'imbuca dentro per Felipe Mancia, dentro per Bissoni. La chiusura in scivolata di Rodolfo Fortino. Qui la panchina della Real prova a spiegarsi con Rafinha. Pallone scodellato per la conclusione al volo di Sergio Romano che ha provato ad arrivare in corsa. 5 minuti 38 secondi da giocare, 2-0 Real Rieti. Ramon, le finte di Ramon che prova ad andarsene su Thiago Bissoni, poi Fornari scambia con Mancia che riesce a tenere in campo il pallone. La chiusura di Ramon sarà corner per la Feldi Eboli. Mancia, scodella, Fortino di testa, prova ad arrivare su Sergio Romano, i due che sono stati a lungo compagni di nazionale. Lion rientra sulla destra, calcia Lion, questa volta il corpo di Titon a respingere in rimessa laterale. Eccolo ancora Lion. Bissoni controlla con il destro, il pallone per Lion che adesso è ufficialmente salito. Romano, Mancia, calcia Tondi, la mette in calcio d'angolo. Ancora reattivo Fabio Tondi, prima forse vera azione Jacopo con Lion che ha preso fisicamente possesso della metà campo del Real. Sì, prima e non unica, perché abbiamo visto che comunque non appena ha giocato questa carta mister Cipolla ha chiamato subito a un grande intervento Tondi perché la retroguardia del Real è andata leggermente in difficoltà. Mancia, scodella per la conclusione al volo di Romano, puntuale in chiusura Rodolfo Fortino, ancora rimessa laterale per la Feldi. Romano, Bissoni, Mancia, Romano pressato da Rodolfo Fortino, la rimessa laterale per il Real Rieti. Altra partita monumentale di Rodolfo Fortino,
time out chiamato da Jeff. Mi viene da pensare, Jacopo, che possa essere un time out difensivo, perché adesso ha visto il Real Rieti un pizzico in difficoltà sulla salita palla al piede di Lion. Sì, e soprattutto ne avevamo parlato alla vigilia, ci sarebbero stati dei momenti nel quale il Real avrebbe sofferto. Quello che abbiamo visto fin qui è uno di questi. È stato bravissimo Jeff a chiamare time out per porre subito rimedio e trovare le giuste soluzioni per prendere nuovamente campo, come il Real ha fatto per larghi tratti di questo primo tempo. Squadra a rapporto dai due tecnici, andiamo magari a vedere le gare che si stanno giocando sugli altri campi. Lo ricordiamo, tutte in contemporanea alle 20:45. Acqua e Sapone avanti 2-0 sul Caos Mantova, 1-1 tra Camedosson e Genova, 2-1 l'avvantaggio della Cybertel Aniene sull'Italian Coffee Petrarca Padova. Pesaro avanti 3-0 sul Color Max Pescara. L'Arzignano è avanti 2-1 al Palabianchini di Latina, 2-0 tra Real Rieti e Feldi Eboli, 1-0 della Sandro Batte sul Todis Lido di Ostia e poi 2-1 del Signor Prestito sul Meta Catania. Titon Ramon si torna a giocare. De Luca prova l'imbucata, la testa di Tres e la rimessa laterale per il Real Rieti. Ancora Ramon Buenordite a battere la rimessa, la pallone dentro per Rodolfo Fortino che controlla, arriva in corsa Titon prova a battere sotto le gambe Lion, poi ancora Titon che controlla con il petto, provava a servire Rodolfo Fortino, sarà corner per il Real Rieti. De Luca, pallone indietro per Ramon, siluro di Ramon, pallone fuori di pochissimo, ci ha provato il numero 6 del Real Rieti, chiedeva un tocco la panchina del Real Rieti. 4 minuti 39 secondi. Lion, pallone in avanti, Ramon chiude con il petto, porta il pallone, lo offre a Fortino, l'anticipo di Bissoni, la rimessa laterale per la Feldi Eboli. Ramon ancora a chiudere, prova a spingere la transizione, se ne va il numero 6, una rulletta di Ramon che poi serve a Fabio Tondi che prova a tornare da Rodolfo Fortino. Un pallone troppo spostato per Fortino, troppo lungo per Massimo De Luca. 4 minuti 24 secondi, 2-0 Real Rieti, Fortino su rigore, poi Franco Jelovcic mancia Bagatini, pallone dentro per Tres, Bissoni, Tres, Bissoni ancora l'imbucata dentro, Bagatini si appoggia su Tres, il pallone è leggermente troppo lungo, Tres porta palla, prova a rientrare sul sinistro, viene chiuso da De Luca, la rimessa laterale sarà del Real Rieti che sta gestendo per il momento alla grande la fase difensiva. Sì, sta difendendo benissimo il Real, non si lascia mai infilare e poi sta vincendo la maggior parte dei duelli nell'1 contro 1 e questo sta facendo sì che, unita a due buoni interventi di Tondi, la Feldi non abbia trovato fin qui la via del gol. De Luca scodella per Ramon, la lettura di Lion che porta il pallone, Titon, pallone per Fortino che calcia sulla linea, il salvataggio di Felipe Mancia, Bacatini dentro il pallone, ancora Mancia, lo difende sull'assalto di Titon, Bissoni, Tres porta il pallone, deve arrivare a chiudere De Luca, la conclusione di Tres si perde oltre la linea di fondo, partita che va a fiammate con accelerazioni da una parte e dall'altra. Sì, e fin qui però, come dicevo prima, il Real sta riuscendo a contenere le accelerazioni, intanto palla illuminante. Titon se ne va, Titon viene chiuso da Lion, che palla di Ramon, pallone indietro per Fortino, Ramon, le finte su Bissoni, se ne va Ramon, dentro per Fortino, anche questa era una grande palla di Ramon che ha disegnato futsal in queste ultime due occasioni. 3 minuti 4 secondi da giocare, Bagatini, Tres, il pallone per Felipe Mancia,
Ramon di testa si appoggia su Fabio Tondi. Che giocatore, Ramon, buone ordite. Sì, Mattia ha fatto due giocate che sono uno spot per il full da far vedere e rivedere, soprattutto la palla di esterno precisa per Titon, che poi era stato bravo a saltare Lion, che però con un guizzo gli ha impedito di trovare il terzo gol. Intanto qui fuori Titon, torna Rafael, la rimessa laterale sarà per il Real Rieti. Jelovčić all'indietro per Rafael, Ramon, Jelovčić, Fortino non riesce ad arrivare sul pallone di Jelovčić, chiedeva quello di ritorno Ramon. Buone ordite, 2 minuti 23 secondi, 2-0 Real Rieti. Bagatini all'indietro per Ercolesi, Tres, Bagatini, Tres, pallone ancora dentro per Bagatini, bravissimo Tondi in uscita. Jelovčić spinge la transizione in superiorità numerica, occhio al 4 contro 3, Ramon porta il pallone, Lion, poi sarà corner per il Real Rieti. Pallone all'indietro per Jelovčić che calcia, Lion la mette in calcio d'angolo, chiedeva di accelerare la battuta Jelovčić. Sì Mattia, ma Jelovčić e Ramon sono gli uomini in più di questo Reale nel primo tempo, nonostante comunque sia stato Fortino ad aprire le marcature, però stanno mettendo veramente in difficoltà la Feldi. Ramon l'1 contro 1 su Ercolesi, le finte di Ramon che calcia con il sinistro, ancora Lion a metterla in calcio d'angolo. Ramon dentro il pallone deviato da Bissoni, sarà ancora corner per il Real. 1:54 per il momento, volendo sintetizzare e fotografare il primo tempo, un Real concentrato e cinico davanti. Jacopo. Sì, intanto a te per questo Fortino intanto al volo. Sì, cinico e concentrato, credo che si era chiuso qui benissimo qui in questo 2-0 del Real, perché è stato bravissimo in fase difensiva, sempre attento e concentrato, e poi ha sfruttato al meglio le occasioni, se le è anche andate a creare comunque, che la retroguardia delle Affeldi gli ha concesso, ed è sul doppio vantaggio. Ercolesi porta il pallone, trova un corridoio per Tres, ma sarà rimessa laterale, ha rischiato il Real Rieti. Fuori Fortino, torna in campo Avironi, sta per tornare anche a Rafinha, visto che c'è Jader Fornari. Avironi, spalle alla porta, prova a fronteggiare su Ercolesi, se ne va Avironi, la mette a rimorchio, non sono arrivati né Rafael né Franco Jelovčić. Qui Rafael è in pressione, rimessa laterale per la Feldi. Jelovčić si scusa con Avironi che se n'era andato. Lion sale palla al piede, il pallone per Tres, pressato da Jelovčić. Ramon recupera, porta il pallone, Ramon viene chiuso da Tres in rimessa laterale. Qui Ramon va a dire qualcosa a Fornari, sicuramente non un messaggio d'amore del numero 6. No, assolutamente no, vediamo che i due continuano. Ramon insiste sul fatto che Fornari si sia gettato a terra, intanto vediamo che anche con la palla in gioco i due continuano a pizzicarsi. Vedremo se questo duello proseguirà nell'arco della gara. 1 minuto 9 secondi da giocare, 2-0 Real Rieti, è rimasta congelata la situazione falli. 3 commessi dalla Feldi, 2 dalla Real Rieti. Rimessa laterale per Marco Ercolesi, all'indietro per Tres Rudinei, è salito Lion. Tres, l'imbucata dentro per Romano, l'uscita di Tondi, Rafinha prova a calciare di prima e il pallone era già terminato, però in rimessa laterale ha rischiato anche in questa uscita Fabio Tondi, che deve ricordarsi di essere già ammonito. Sì, assolutamente, ha rischiato perché era finito fuori dall'area di rigore. Se avesse preso la palla con le mani in quel caso sarebbe stato secondo giallo, però comunque il portiere del Real esce spesso fuori dalla propria area di rigore. Sicuramente sarà un'azione, sarà un qualcosa che viene studiato in allenamento. Pallone girato da Jader Fornari, malissimo però, direttamente in rimessa laterale. Ultimi 39 secondi del primo tempo. Rafinha, Rafael, Jelovčić,
Raffaella Avironi, pressato, perde il pallone sull'attacco di Tres e Sergio Romano la spinge in porta per il gol del 2-1. Ha perso il pallone Avironi e questa volta è costato carissimo a Rieti. Eh sì, questa è un'altra ingenuità del numero 10 che sicuramente non ha giocato un buon primo tempo. Ne ha approfittato la Feldi. Questa era l'occasione che cercavano gli ospiti, l'hanno trovata, sono rientrati in partita. Saranno 27 secondi e poi c'è tutto un secondo tempo da seguire. Gol dell'ex di Sergio Romano, accorcia le distanze la Feldi Eboli su errore madornale però della Real Rieti. Avironi qui anticipato da Ercolesi, il pallone per Tondi, Jelovcic vuole l'1 contro 1 su Ercolesi, chiede l'isolamento, rientra sul sinistro e calcia Franco Jelovcic, pallone alto sopra la traversa, Lion pensa al pallone lungo, serve Sergio Romano dentro per Fornari, la deviazione, la rimessa laterale in favore della Feldi con gli ultimi 6 secondi di un bel primo tempo. Jacopo. Sì, assolutamente un buonissimo primo tempo per il Reale, non ci voleva questa occasione di aver rimesso in partita la Feldi, mentre dall'altra parte la Feldi con questo gol sicuramente riprende entusiasmo. C'è tutta una partita ancora da giocare, sicuramente con il gol di Romano ne beneficia lo spettacolo. Ultimi 4 secondi, Rafinha muore con il pallone tra i piedi, arriva la sirena conclusiva del primo tempo, Real Rieti 2, Feldi Eboli 1. Commento finale di Jacopo Persico. Primo tempo equilibrato, era stato bravissimo il Real fino a pochi secondi dalla sirena del primo tempo, poi la Feldi è stata altrettanto brava a capitalizzare l'occasione che il Real gli ha servito su un piatto d'argento. Noi ci fermiamo, ci riposiamo un attimo, torniamo tra poco per il secondo tempo. Eccoci tornati live su PMG Sport Futsal e Repubblica.it per il secondo tempo di Real Rieti Feldi Eboli. Si ripartirà tra poco dalla 2-1 per il Real Rieti, Real in doppio vantaggio con il rigore di Fortino ed il gol di Franco Jelovcic. Poi a 40 secondi dalla fine circa il 2-1 dell'ex di Sergio Romano su errore però di Avironi, che ha perso palla a pochi metri dalla porta. Ne ha approfittato la Feldi per segnare il 2-1. Coinvolgo nuovamente Jacopo Persico. Jacopo, che secondo tempo dobbiamo aspettarci? Ma sicuramente dobbiamo aspettarci un secondo tempo forse sulla falsariga di quanto abbiamo visto nella prima frazione. Intanto colgo l'occasione per fare un saluto ai Leoni, ci tenevano tanto e glielo faccio in diretta. Dicevamo un secondo tempo nel quale vedremo il Real che proverà a partire nuovamente forte, vedremo se la Feldi avrà studiato qualche mossa per controbattere. Intanto il tiro di Rafael con Lion che era uscito fuori dai pali, la palla che termina fuori. Rafinha, l'anticipo di testa, Rafael per Jelovcic, dentro ancora per Rafinha che si porta avanti il pallone, lo offre a Fortino, dentro per Rafael, il salvataggio della Feldi che riparte dalla parte opposta con Romano, ancora bene Rafinha, poi occhio al pallone che resta lì, Fornari controlla, va all'indietro da Ercolesi, Tres, Ercolesi, Fornari e Rafinha a lottare. Fornari prova a lasciare lì il pallone, alla fine
trova uno scarico su Ercolesi, Tres, di nuovo Ercolesi, Romano prova a girarsi su Franco Jelovčić, c'era riuscito il numero 4 della Feldi, si è trascinato però il pallone in rimessa laterale. Se ne sono andati i primi 56 secondi del secondo tempo. Rafinha, Jelovčić, Rafael, Rafinha, Jelovčić, porta palla il numero 19, trova lo scarico su Rodolfo Fortino che torna su Jelovčić, ancora Jelovčić, prova a spezzare il raddoppio, guadagna la rimessa laterale. Avevi ragione Jacopo, Real che ha provato a ripartire con il piglio e con l'intensità con cui aveva aperto il primo tempo. Sì, questa mossa ha dato i suoi frutti nella prima frazione, vedremo se anche in questo secondo tempo sarà così o se la Feldi cercherà di imporre subito di prendere campo come poi aveva fatto con il passare dei minuti nel primo tempo. Rafinha a battere la rimessa laterale dopo la conclusione contrata di Franco Jelovčić, pallone che resta lì, Jelovčić dentro per Fortino, non controlla il numero 20 che si dispera, se la prende con se stesso Rodolfo Fortino, rimessa laterale per i piedi di Tres Rudinei, 18 minuti 36 secondi, Lion sale palla al piede, Tres, Ercolesi, Fornari, pallone per Tres Rudinei, Ercolesi, Tres pressato da Rodolfo Fortino che trova lo scarico su Rafael Jelovčić, a spazio sul sinistro provvidenziale, Ercolesi in scivolata chiedeva il pallone di ritorno. Rafael a quel punto, dopo la finta, Jelovčić poteva continuare a sfruttare la superiorità numerica che si era creata in quel momento per il Real Rieti. Jelovčić, Rafinha, Jelovčić prova a metterla all'indietro per il rimorchio di Rodolfo Fortino, altra rimessa laterale per il Real Rieti, uno dei giocatori più cresciuti in questa fase di stagione, Franco Jelovčić. Jacopo. Sì, era stato chiamato a gran voce anche perché sono note le sue doti tecniche, quello che può dare a questa squadra era un po' mancato in avvio, nelle ultime uscite sicuramente è salito e nel primo tempo è stato indubbiamente uno degli uomini migliori in campo per il Real. Lion, Tres, pallone per Sergio Romano, dentro per Fornari, Romano, Tres, Ercolesi, ancora per Sergio Romano che prova lo scambio, poi il pallone resta lì per Ercolesi, alla fine si salva il Real Rieti, sarà corner per la Feldi, 17 minuti 42 secondi. C'è Tres sul punto di battuta, pallone scodellato per la conclusione al volo di Sergio Romano che è riuscito in qualche modo ad impattare il pallone che è terminato però oltre la linea di fondo. Le mani di Fabio Tondi a fare ripartire il Real Rieti, 17 minuti 38 secondi, vuole il pallone Rodolfo Fortino, lo tiene adesso da Rafael, Rafinha, Jelovčić, Rafael, Rafinha, scambiano ancora i due, il pallone per Rafael che cambia lato su Rodolfo Fortino, Rafinha rientra sul destro, va da Franco Jelovčić, se ne va in uno contro uno a Tres, Jelovčić resiste fisicamente, arriva il fallo commesso da Tres che si prende anche il cartellino giallo, giusto il fallo, giusto il giallo per Tres. Sì, anche se il direttore di gara è sembrato un po' titubante, ci ha messo qualche secondo di troppo forse a ravvisare il fallo, comunque sì, c'era il fallo, alta gran giocata di Jelovčić che se n'è andato nell'uno contro uno ed è stato messo a terra da Tres. Calcio di punizione interessante per il Real Rieti. Fortino, Jelovčić sul punto di battuta, si allontana adesso il numero 19, cambia schema in corsa il Real Rieti, forse per liberare alla conclusione Rafinha. Jelovčić, pallone corto per Rafael, per Rafinha che calcia e fischiato però il blocco di Rodolfo Fortino, fallo commesso da Real Rieti, 1-1 la situazione falli, 17 minuti 10 secondi
2-1 invece il punteggio al Palamalfatti per il Real, tutto nel primo tempo. Prima Fortino, poi Jelovčić, poi Sergio Romano, pallone in avanti, Tondi con il piattone la spedisce in rimessa laterale. Una partita, Jacopo, che ha ancora tante pagine da scrivere. Sì, assolutamente, lo dice anche il punteggio che recita 2-1. Sicuramente mancano 17 minuti e 3 secondi al termine di questa gara, che sicuramente regalerà ancora tante altre emozioni. Intanto qui in ritardo Rodolfo Fortino su Felipe Mancia, già battuto il calcio di punizione dalla Feldi. Romano dentro per Fornari, costretto a fermarsi, torna da Sergio Romano, le finte, fermato da Rafinha, poi Fornari ci ha provato addirittura con l'attacco, il numero 9, pallone oltre la linea di fondo. È un colpo che ha assolutamente nel repertorio Jader Fornari. Sì, e se avesse inquadrato lo specchio della porta Tondi sarebbe stato battuto. Ha provato la gran giocata, comunque continua l'equilibrio in questa gara. Jelovčić scodella per Rafael, che forse non ci ha creduto a questo pallone che era rimbalzato in campo. Titon a pressare su Marco Ercolesi, pallone per Lion, poi Romano la gira di prima, lo fa direttamente in rimessa laterale. Reale che adesso sembra aver studiato bene le uscite, palla al piede della Feldi con Lion protagonista. Sì, assolutamente, lo dicevamo, sicuramente è stato uno degli elementi su cui maggiormente ha lavorato lo staff tecnico nel preparare questa partita. Intanto vediamo che in questo secondo tempo torna sul parquet Ramon, che nel primo tempo insieme a Jelovčić è stato uno degli uomini migliori. Ramon la tocca con l'esterno per Rafael, di ritorno per Ramon. Jelovčić, le finte del numero 19, ancora Ramon, su di lui c'è Jader Fornari. Ramon prova ad andarsene, Fornari lo chiude in rimessa laterale, esulta come se avesse segnato un gol. Titon lascia sfilare per Jelovčić, le finte del numero 19, contenuto bene stavolta da Sergio Romano. Sarà corner per il Real Rieti. L'ha toccata questa palla Sergio Romano, almeno secondo gli arbitri. Si dispera però il numero 4 della Feldi. Non abbiamo capito se c'è stato o meno il tocco di Sergio Romano. 15 minuti 54 secondi. Jelovčić all'indietro per Ramon, che ha colpito Rafael. Un altro siluro di Ramon. Intanto pallone in avanti, Tondi recupera e scarica proprio su a Ramon. Il controllo del numero 6 dentro per Rafael, di ritorno per Ramon. Rafael la lascia lì per Titon, le finte, poi il pallone all'indietro per Rafael. Jelovčić, pallone toccato, Rafael difende il pallone, prova ad andarsene, prova anche a scaricarlo. Alla fine Romano 2 volte lo tocca, alla fine in rimessa laterale. Rafael adesso fase un po' di stanca della partita. Titon vuole l'1 contro 1 su Ercolesi, se ne va per un attimo Titon, che poi viene chiuso in rimessa laterale. Un po' timido Titon, che ovviamente all'esordio al Palamalfatti sta provando anche un po' a prendere confidenza con la partita. Sì, dopo l'incoraggiante prima uscita, bagnata anche con un gol, è un po' timido fino a qui, ha detto bene, però sicuramente è un giocatore che può dare una grande mano, come dicevamo nel primo tempo al Real. Vedremo se si accenderà con il passare dei minuti. Bacatini si ferma, torna indietro da Sergio Romano. Bissoni, Mancia rientra pressato da Rafael, porta il pallone Felipe Mancia, che alla fine si complica la vita e poi era andato forse a commettere fallo. Qui sgomita Romano, Titon prova a rimontare, alla fine sarà rimessa laterale per la Feldi. Sfinito Rafinha, sta per tornare in campo Avironi per il Real Rieti. Mancia all'indietro per Bacatini, sarà corner, non rimessa laterale per la Feldi. 14 minuti 46 secondi. Possesso Feldi con il corner, pallone dentro, Tondi, poi Titon spazza direttamente in rimessa laterale. Una partita che si gioca sui dettagli e sui centimetri, Jacopo. Sì, dettagli, centimetri, e forse sembra quella classica partita che potrebbe riaccendersi
con la giocata del singolo. Ce ne sono tanti sul parquet in grado di poter accendere nuovamente questa partita che adesso sembra in una fase di studio. Mancia, Bagatini all'indietro per Felipe Mancia che ha spazio sul destro, va da Bagatini, è bravo a chiudere Avironi. Le proteste di Felipe Mancia che chiedeva un tocco con il braccio. Bagatini all'indietro per Caponigro che calcia, pallone che finisce fuori. Ha protestato la panchina e anche i tifosi in tribuna della Feldi Eboli. Pallone che arriva dalle parti di Fabio Tondi, 14 minuti 21 secondi. Avironi cambia lato, De Luca lungo direttamente in rimessa laterale. Adesso la Feldi meglio sul piano tattico. Sì, ha trovato diciamo il modo per mettere in difficoltà il Real che sta buttando via troppi palloni, non riesce più ad uscire con fluidità dalla propria metà campo. Sicuramente bisognerà porre rimedio a questa situazione. Nel frattempo è la Feldi che fa la partita mantenendo il possesso palla. Bagatini, spalle alla porta, Bissoni, Felipe Mancia, Tiago Bissoni. Mancia di prima per Bagatini, ancora con l'esterno per Felipe Mancia, accarezza il pallone, lo offre a Caponigro, Ramon glielo sfila, Ramon! Pallone all'incrocio, 3-1 Real Rieti, giù il cappello di fronte a Ramon Bueno Ardite. L'avevamo visto, l'avevamo detto anche nel primo tempo, uno degli uomini migliori del Real, lo ha dimostrato anche in questa azione, ha recuperato la palla e poi l'ha spedita sotto l'incrocio dei pali battendo un incolpevole Lion. Da sottolineare anche l'ingenuità di Caponigro. Come se fosse la cosa più facile del mondo, pallone all'incrocio e gol di Ramon Bueno Ardite per il 3-1 della Real Rieti. Agli incubi adesso Caponigro che si rifugia in rimessa laterale, rimessa che sarà per il Real Rieti. Gran gol di Ramon con la rubata ed il piattone all'incrocio dei pali. Pallone all'indietro, ancora Ramon dentro per Avironi, stavolta difende il pallone, torna da Ramon. De Luca prova ad andarsene, viene chiuso da Caponigro, poi ancora Ramon difende il pallone, ancora il numero 6 che va dentro da Titon, grande chiusura di Tiago Bissoni, occhio qui a Caponigro, viene chiuso, anzi no, da Avironi, sarà rimessa laterale per il Real Rieti. Ha rischiato anche in questa circostanza Avironi però. Sì, assolutamente, perché anche se la palla sembrava lunga, se avesse preso il giocatore della Feldi avrebbe compiuto un brutto fallo, ma anche qui comunque aveva sbagliato il numero 10 Amaranto Celeste. Intanto vediamo che il gioco riprenderà con una rimessa laterale in favore della Feldi che comunque insiste e crede ancora, come è giusto che sia, perché ci sono 13 minuti da giocare, la partita non è assolutamente finita. E qui la rimessa onestamente sembrava della Real Rieti. 12 minuti 59 secondi, batte la Feldi, Bagatini, pallone per Tiago Bissoni. Sono nuovamente due adesso i gol di vantaggio della formazione allenata dalla coppia Kundari-Geffe. Bagatini dentro per Bissoni, pressato da Ramon, la pressione di Avironi, Lion porta palla il numero 2, si appoggia su a Tres. Ramon ancora a chiudere, ancora rimessa laterale, 12 minuti 30 secondi. Lion porta palla, calcia Lion, pallone deviato, Tondi lo lascia sfilare oltre la linea di fondo. Per il momento ben contenuto, ben disinnescato Lion de Freitas. Sì, lo continuiamo a ripetere, il Real ha studiato benissimo le contromosse per opporsi a questa carta che la Feldi gioca e fin qui il portiere della squadra campana non è riuscito a rendersi pericoloso. Romano al volo, tra l'altro Lion e Geffe che sono stati compagni di squadra del Caos, e Geffe tende a conoscere le caratteristiche, i pregi ed i difetti di Lion. Sì, lo stiamo vedendo anche nel primo tempo, in questi minuti della ripresa.
fin qui, che Jeff ha studiato benissimo le contromosse per opporsi alla carta Lion, chiamiamola così. Bissoni dentro il pallone, Bagatini prima di Avironi, poi è lo stesso Avironi che prova ad arrivare sul pallone. È arrivato il fallo commesso da Sergio Romano, che si scusa, si accusa del fallo e si prende un netto cartellino giallo. Sì, assolutamente, questo è stato un buon cartellino giallo, perché se Romano non avesse commesso questo fallo il Real sarebbe ripartito in 2 contro 1 con Avironi e Fortino, quindi sicuramente un giallo ben speso. Calcio di punizione, sul punto di battuta c'è Ramon. Jelovčić, Ramon, Avironi dentro per Rodolfo Fortino, che viene chiuso in rimessa laterale da Thiago Bissoni. Bissoni, Jacopo, giocatore d'utile che può ricoprire più ruoli, può agire da laterale, da pivot, adesso per esempio in marcatura su Rodolfo Fortino. Sì, è stato anche a Real qui, commette un fallo piuttosto ingenuo, a più riprese ha colpito Fortino, questo sicuramente non è un fallo ben speso. Dicevamo, era stato anche in orbita Real un suo possibile ritorno in questa finestra invernale di mercato, poi è sbarcato a deboli dopo l'esperienza latina. Sicuramente è un giocatore che può ricoprire, come dicevi tu, più ruoli, è utilissimo perché ha molta esperienza in Serie A e anche fuori dal massimo campionato nazionale. Fortino ha provato un tunnel su Thiago Bissoni, si è allungato però troppo il pallone. Ercolesi, Romano, Bissoni, Ercolesi pressato da Ramon che lo chiude in rimessa laterale. Gesto d'intesa tra i due, Ercolesi, Tres, Bissoni prova le finte su Jelovčić, scodella per Sergio Romano che cambia lato su Marco Ercolesi. 11 minuti 15 secondi, Romano, Bissoni dentro il pallone per Sergio Romano, ancora la Feldi e ancora il pallone dentro per Romano. Si era perso l'uomo sul taglio, ancora una volta Avironi. Sì, qui era stata molto buona l'azione della Feldi in velocità e Romano ha fallito l'occasione del 3-2 che avrebbe nuovamente riacceso la gara. Intanto vediamo che è Ramon a gestire il pallone e continua questa pressione della Feldi per cercare di mettere in difficoltà il Real in fase di uscita. Ha alzato la pressione la Feldi, 53 secondi alla metà del secondo tempo. 3-1 Real Rieti. Jelovčić, Ramon prova l'imbucata, il pallone resta lì, sarà rimessa laterale per il Real Rieti, che adesso sta provando, Jacopo, forse ad abbassare i ritmi della partita e a far correre difensivamente la Feldi. Sì, a far correre, a far trascorrere qualche secondo e a far correre, come dicevi tu, anche per far perdere di usciti dalla Feldi, anche se il roster a disposizione di mister Cipolla è molto lungo per poter sopperire a questo, però il Real cerca di abbassare comunque il ritmo. Ercolesi, Romano ancora per Marco Ercolesi, dentro il pallone per Jader Fornari, non riesce ad agganciarlo con il destro, sarà rimessa laterale per il Real che si prepara a far tornare in campo Rafael. Problemi per Tondi che sente forse girare la testa, non ha ancora smaltito le scorie del palo colpito nel primo tempo e forse sarebbe il caso di optare, Jacopo, per una sostituzione, perché quando si tratta di colpi alla testa non si scherza. Sì, vedremo per cosa opterà lo staff medico amaranto celeste. Intanto vediamo che ovviamente si è alzato dalla panchina Tornatore, è andato a scaldarsi, forse verrà optato questo cambio. Intanto vediamo che il preparatore atletico del Real che si avvicina al secondo portiere amaranto celeste, Tondi, è ancora comunque a terra. Vedremo se ci sarà il cambio, se sarà Tondi a proseguire la partita tra i pali del Real. Ancora a terra Fabio Tondi. C'è Edoardo che ci chiede quanto dura un tempo nel futsal. Si gioca su 2 tempi da 20 minuti effettivi, quindi ad ogni pausa, come in questo caso, il cronometro si ferma e va avanti solo quando il pallone è in gioco.
Salutiamo tutti coloro che ci stanno seguendo live su PMG Sport Futsal. E intanto ancora problemi per Fabio Tondi, ovviamente anche tutti coloro che sono collegati su Repubblica.it per seguire quello che è il big match di questa 15ª ed ultima del girone di andata. Ancora problemi per Fabio Tondi dentro al suo posto. Sebastiano Tornatore, facciamo un giro dagli altri campi. Il Caos Mantova accorciato 2-1, resta avanti l'acqua e sapone. 4-2 Camedosson contro il CDM Futsal Genova, 2-2 tra Cybertel Aniene e Italian Coffee Petrarca Padova. Pesaro avanti 5-0 sulla Pescara. Pesaro che si avvia, veleggia verso il titolo di campione d'inverno. L'Arzignano è sempre avanti, ma 4-3 alla Pala Bianchini contro il Latina, 3-1 qui alla Pala Malfatti tra Re Arieti e Feldi Eboli, 2-1 del Sandro Abate Avellino sul Todis Lido di Ostia, e poi il Signor Prestito scavato forse l'allungo e decisivo 5-2 sul Meta Catania. Fuori Tondi, dentro Sebastiano Tornatore. Tra gli applausi del Palamalfatti, esordio, anzi no, ha giocato già in Coppa della Divisione, esordio in campionato per Sebastiano Tornatore. Sì, non è sicuramente facile entrare così a freddo, ma il portiere Amaranto Celeste deve farsi trovare preparato. Intanto vediamo che proseguono le cure mediche a bordo campo per Tondi. Come dicevi tu, esordio in campionato, anche se è riuscito già a prendere confidenza con il Palamalfatti in una gara ufficiale. Rafael Jelovcic, Tornatore qui scivola, riesce in qualche modo a controllare il pallone, va da Fortino, serve Jelovcic che prende la corsia centrale e calcia, pallone fuori di poco, quello di Franco Jelovcic. Tornatore chiede che venga asciugata l'area di rigore, è scivolato prima il portiere della Real Arieti. Arriva adesso lo spazzolone sul parquet del Palamalfatti, 9 minuti 56 secondi, ancora tanto da giocare. Sì, assolutamente, cioè praticamente possiamo definire 9 minuti e 55 secondi, 56 per la precisione nel futsal, quasi una partita intera. Non sono finite le emozioni qui alla Palamalfatti. Mancia, si può tornare a giocare, pallone dentro per Sergio Romano, l'anticipo di Fortino, Jelovcic con l'attacco per Raffaella, Rafinha, Jelovcic, Rafinha, Fortino, porta il pallone, lo offre a Raffaella, l'1 contro 1 su Jader Fornari, ancora Raffaella, prova a spizzarla dentro per Fortino, la chiusura della Feldi in rimessa laterale. Per il momento il gol del 3-1, Jacopo, sembra aver dato al Real Arieti nuovamente il controllo e la gestione della partita, che lo abbiamo detto però non è finita. Fortino, Rafinha, Jelovcic vuole l'1 contro 1 su Sergio Romano, pallone per Rafinha, Jelovcic controlla con il destro, va dentro da Rodolfo Fortino che difende il pallone, prova a cambiare lato, non si capisce però con Rafael e Rafinha. Anche la Feldi sembra aver studiato qualcosa per togliere profondità a Rodolfo Fortino. Intanto qui Fortino recupera per Jelovcic, troppo lungo però il pallone del numero 20, anche perché gli era stato recapitato sul destro. Dicevamo anche la Feldi brava, che è riuscita a trovare soluzioni, perché Fortino nel primo tempo con la sua posizione stava facendo male. Sì, soprattutto nei primissimi minuti del primo tempo stava mettendo seriamente in difficoltà la retroguardia della Feldi. Poi bravo mister Cipolla a studiare qualcosa che mandasse, diciamo, un po' in confusione l'attacco del Real, o quantomeno limitasse la predominanza di Fortino, che si era vista nei primissimi minuti. Sguarda il cronometro, 8:40 da giocare, Ercolessi, pallone imbucato dentro, Fortino prova ad arrivare, Fornari prima di tutti, Mancia, Romano dentro per Fornari, arriva subito come un falco su di lui Rafinha, Ercolessi, Mancia, l'imbucata dentro ancora sbagliata per Jader Fornari, che sta facendo tanta fatica in questa partita. Sì, assolutamente, non riesce, diciamo, a prendere possesso della sua zona di campo
non è il Fornari che siamo abituati a vedere da moltissime stagioni in Serie A. Rafinha scambia con Jelovčić, l'1 contro 1 su Mancia, poi torna da Rafinha, il movimento di Titon, il pallone profondo per Jelovčić, Mancia recupera, per un attimo Rafael che se ne va, Romano che mette dentro il pallone per Fornari, arriva il cartellino giallo per Rafael, Romano che però giustamente chiedeva la norma del vantaggio. Sì, qui c'è un errore dei direttori di gara perché potevano concedere benissimo la norma del vantaggio. Calcio di punizione per la Feldi, 3-3 il conto dei falli, 7,55 sul cronometro, 3-1 il punteggio per il Real Rieti. Bagadini e Felipe Mancia sul punto di battuta. Si allontana Bagadini, Mancia, calcia e infila il pallone all'incrocio dei pali, battuto sul primo palo Tornatore, non perfetto in questa circostanza. No, assolutamente, non sembrava irresistibile il tiro di Mancia e la Feldi torna nuovamente in partita. Lo avevamo detto, non era finita dopo il 3-1 questa partita, ancora di più adesso con la Feldi che ha trovato il 3-2. Rafael per Rafinha, di ritorno per Rafael, sviluppa il possesso il Real Rieti. De Luca dentro il pallone, Bissoni lo mette in rimessa laterale, fuori Rafinha, torna al suo posto Ramon Bueno Ardite, ancora lunghissima questa partita. Sì, a maggior ragione dopo che la Feldi ha trovato il gol del 3-2 con un Tornatore, ripetiamo, non perfetto, anzi piuttosto rivedibile nell'occasione, e quindi c'è ancora partita qui alla Pala Malfatti, saranno 7 minuti e 30 secondi di intensità assoluta. Mancia, Bagatini, Fornari dentro per Mancia che ha spazio sul sinistro, lo prova, Tornatore cattura il pallone, non fa correre Titon, lo offre corto a Massimo De Luca. Rafael, Titon, Rafael, il pallone per Ramon, l'1 contro 1 su Bagatini, perde il pallone Ramon, Bagatini, Mancia rientra sul destro, Mancia calcia, Ramon bravo a murarlo, poi De Luca la spazza in rimessa laterale. Come può cambiare in un attimo, in un lampo, una partita di futsal? Sì, Real che sembrava in controllo, poi con il gol del 3-2 adesso è la Feldi che sembra stare più dentro la partita. Bagadini, Mancia, ancora per Bagadini, eccola l'uscita, palla al piede di Lion, Bissoni, Felipe Mancia, ancora per Lion, 6 minuti e 35 secondi da giocare. Lion, Bagadini, ancora per Lion, si sposta palla sul destro e calcia con i tempi giusti. La chiusura di Titon, sarà corner in favore della Feldi Eboli, che adesso ci proverà forse con maggiore insistenza con Lion. Sì, assolutamente, anche è una mossa che avevamo detto il Real ha limitato bene, ma è stata anche poco giocata dalla Feldi. Intanto il mancino di Bagatini, la palla viene messa in fallo laterale da Titon, anzi nel calcio d'angolo, adesso preme la Feldi. Pallone scodellato, Fornari al volo, cicca il pallone, il numero 9 della Feldi che scuote la testa all'indirizzo del suo compagno di squadra. Effettivamente pallone complicato, intanto qui Titon prova ad andarsene, l'uscita di Lion che spinge anche il pallone, palla al piede, Lion raddoppiato, alla fine la deve mettere in rimessa laterale De Luca, pallone per Titon, può sfidare la difesa Titon, Lion e poi rimessa laterale per il Real Rieti. Anche il Real, se ha la possibilità di affondare, può fare male alla Feldi. Sì, qualora avesse le occasioni giuste dovrà avere il merito di non fallirle, perché comunque la Feldi sta dimostrando di essere molto pericolosa. De Luca, Ramon, Avironi sbaglia il cambio di lato, poi
prova a recuperare su Bagatini, Bissoni, il pallone dentro, bravo Titon, poi Bagatini, il pallone resta lì, alla fine sarà calcio d'angolo per la Feldi. Si è accesa la partita, il Pala Malfatti, pallone scodellato, mangia al volo Tornatore, vola e la mette in calcio d'angolo. Sono parate che possono dare fiducia al numero 28. Sì, assolutamente, ma è stata fortunato, sottolineiamolo, il Real, perché la respinta di De Luca, intanto il Feldi trova il gol del 3-3, ha calciato Mancia, un tiro piuttosto strozzato, e l'ex Bissoni di testa questa volta ha bucato un incolpevole Tornatore. Ancora un gol dell'ex qui al Pala Malfatti, prima Romano, adesso Bissoni, 3-3, 5:43 da giocare. Un supplementare praticamente di 5:43 al Pala Malfatti. Jacopo, la notizia però che al di là del punteggio, già prima del gol del 3-3 l'inerzia della partita era completamente girata dalla parte della Feldi. Sì, lo avevamo detto, e la Feldi è stata bravissima a capitalizzare le occasioni che ha avuto. Adesso 3-3, saranno 5 minuti e 43 secondi tutti da seguire. Aveva già chiamato il time out prima del 3-3 Geffe. Intanto terminata la gara tra Ital Service Pesaro e Color Max Pescara. Pesaro campione d'inverno. Incoraggiare i suoi Geffe dalla panchina. Jelovcic porta il pallone, cambia lato su a Rafael, dentro per Fortino che prova a tornare da Rafael, il pallone resta lì, alla fine Ercolesi, pallone per Bagatini, doppia deviazione, alla fine Bagatini va a commettere fallo su Ramon, è il quarto fallo di squadra per la Feldi Eboli. Jelovcic, Ramon, Jelovcic dentro per Rafael, porta palla il numero 11, se ne va Rafael, ha provato in diagonale, si era immolato in scivolata Tiago Bissoni. Intanto c'è da asciugare il parquet del Pala Malfatti, è iniziata un'altra partita di 5 minuti e 13 secondi. Jacopo. Sì, assolutamente, adesso in questi 5 minuti e 13 secondi conterà anche molto la testa, perché il Real dovrà dimostrare di non aver accusato il colpo. A 3 al Pala Malfatti, Lion, Ercolesi, pallone lungo che colpisce però la parte alta del Pala Malfatti e sarà rimessa laterale per il Real Rieti. Rafael, Jelovcic, Jelovcic porta il pallone, la gira per Fortino e non si era capito però con il numero 20 Franco Jelovcic, rimessa laterale per la Feldi Eboli, il pollice di Rodolfo Fortino all'indirizzo del suo compagno di squadra Tres, Lion, Tres pressato da Rafael che gli sfila il pallone, Rafael, Fortino, il salvataggio sulla linea di Bagatini, rimessa laterale per il Real Rieti, ha calciato però troppo debolmente Rodolfo Fortino. Sì, e poi comunque Bagatini ha avuto la fortuna di trovarsi sulla traiettoria di tiro, però è sembrato troppo morbido il tiro di Fortino. Ramon cambia lato per Rafael che ringrazia comunque il suo compagno di squadra, era buono il pallone di Ramon. Bissoni, Tres, raddoppiato, il pallone ancora per Tiago Bissoni che lo difende, torna all'indietro
da Lion, il pallone lungo, Ercolesi lo arpiona con il sinistro, prova a tenerlo in campo, Ramon su a Bagatini, controlla il pallone Ramon, lo offre a Fortino, l'anticipo secco di Tiago Bissoni che poi torna indietro da Tres, pressato da Jelovcic, sarà rimessa laterale per la Feldieboli, 4 minuti 21 secondi, Bagatini, Tres, pressato da Rafael, Bissoni la lascia lì per Lion, costretto a spazzarla dalla parte opposta per Sebastiano Tornatore, Ramon dentro per Fortino, di ritorno per Ramon, il body check di Bagatini che è andato a commettere fallo e si prende il cartellino giallo, una mezza magata qui di Ramon che ha letteralmente strappato il fallo a Bagatini. È stato bravo Ramon, esperto a indurre gli arbitri a fischiare calcio di punizione, mettiamola così. E anche il quinto fallo di squadra per la Feldieboli, aggiungiamo un altro fattore, possibile fattore, in questi 3 minuti e 59 che restano da giocare. Assolutamente, perché costringerà la retroguardia della Feldi a difendere con meno veemenza di quanto fatto fin qui. Invece Real, prima di entrare in bonus, ha ancora 2 falli da spendere. Calcio di punizione per il Real Rieti. C'è ancora da asciugare il parquet però. C'è Rodolfo Fortino sul punto di battuta. Quinto fallo di squadra per la Feldieboli. Fortino si allontana, il pallone dentro, Jelovcic e intanto fischiato ancora il blocco a Rodolfo Fortino. C'era assolutamente Jacopo, quarto fallo di squadra, giusto, fischiato in favore della Feldieboli. Sì, assolutamente, ed è il secondo fallo in occasione che commette Fortino su blocco. Ricordiamo che anche questi falli vanno a accumularsi, infatti Real dal prossimo sarà in bonus, mentre ricordiamolo ancora una volta, la Ferdi è già in bonus. Jelovcic rientra sul sinistro, Fortino, Lion come un gatto la mette in calcio d'angolo, gran parata qui da parte di Lion. Pallone scodellato per Rafinha che prova ad arrivare al volo, pallone che colpisce sul volto Rodolfo Fortino, Lion per Ercolesi, Rafinha si prende la rimessa laterale, vuole Rafael, Fortino si ferma, dentro ancora per Rafael che calcia, era messo male con il corpo, non è riuscito a dare forza il numero 11 della Real Rieti. Lion, pallone in avanti, Tornatore lo lascia entrare dentro la sua area di porta, poi lo cede a Rafinha, Jelovcic, Fortino, spalle alla porta su Sergio Romano, si gira, calcia, guadagna corner, 3 minuti 09, il Rieti ha reagito con orgoglio al gol del 3-3 della Feldieboli. Sì, adesso è nuovamente, intanto vediamo, carta del portiere di movimento per il Real, è Ramon ad indossarla. Jacopo, un gesto di grande coraggio di Jeff e un bel segnale alla squadra. Sì, mancano 3 minuti, il pareggio non sta bene a Jeff, vuole portare a casa i 3 punti e sicuramente è una mossa coraggiosa, vedremo se il coraggio premierà all'allenatore del Real. Ramon cambia lato per Jelovcic, dentro per Fortino, Jelovcic, Ramon, Jelovcic, muove palla il Real Rieti. Adesso è Ramon ad avere la parte centrale del campo, Jelovcic, Fortino, pallone per Ramon che la gira di prima per Rafinha, Ramon, Fortino, ancora per Ramon, Jelovcic controlla, calcia, il corpo di Sergio Romano a metterla in rimessa laterale, 2 minuti 19 secondi, il Real ci prova con il portiere di movimento.
Sì, come continuiamo a ripeterlo, è una mossa coraggiosa, vedremo se questo coraggio premierà Jeff, anche se nel primo minuto in cui c'è stato il portiere di movimento Laffeldi è sembrata difenderlo molto bene. Jelovčić, Fortino, di ritorno per Franco Jelovčić, Ramon, Jelovčić, muove il pallone il Real, ancora Franco Jelovčić, Fortino, tutto di prima, Rafinha, Ramon, Jelovčić, ancora per Ramon, Jelovčić, muove palla il Real Rieti, Rafael Jelovčić, dentro per Fortino, dentro per Rafael, e il gol del 4-3, Rafael porta nuovamente avanti il Real Rieti al Pala Malfatti. Grande giro palla del Real, con la pazienza, con la calma è riuscito a trovare il pertugio giusto, e poi Rafael è stato bravissimo perché con la punta l'ha messa sotto le gambe di Lion. La partita non è finita, ma 1:43 secondi al termine il Real si porta nuovamente avanti 4-3. E adesso il portiere di movimento se lo giocherà probabilmente Laffeldi Eboli. Senza probabilmente, Mattia sicuramente se lo giocherà, proverà a pareggiare nuovamente questa partita con il coraggio che però dobbiamo sottolinearlo ha premiato Jeff, perché forse non tutti lo avrebbero messo sul 3-3, invece l'allenatore Amaranto Celeste ha dimostrato di volere la vittoria. C'è da capire, Jacopo, adesso se sarà Lion ad agire da portiere di movimento o se Cipolla sceglierà uno dei giocatori. Ma vediamo, da quello che riusciamo a vedere dalla nostra postazione, la maglia del portiere di movimento è sulle spalle, se non sbaglio, di Thiago Bissoni, e sarà proprio l'ex Real a ricoprire il ruolo di portiere di movimento. Portiere di movimento per Laffeldi Eboli dopo il 4-3 realizzato dal Real Rieti. 1 minuto 43 secondi. Mancia, Bissoni, Tres, Romano e Fornari per Francesco Cipolla. Rafael, De Luca, Rafinha, Fortino e Tornatore per il Real Rieti. Tres, Romano, Tres, Bissoni, ancora per Tres Rudinei, Sergio Romano, cambia lato, Thiago Bissoni, doppio scambio tra Tres e Bissoni, ultimo minuto e 15 secondi in questo momento. Romano, Tres, Fornari, ancora per Tres, la gira per Felipe Mancia, Bissoni, Tres pensa per un attimo a calciare, Fornari la mette dentro, De Luca salva, poi la Real Rieti spazza, Bissoni, altro finale vietato ai deboli di cuore. Mancia, Tres, Bissoni, Tres ha spazio per calciare, la deviazione di Rafael in calcio d'angolo. 46 secondi, se avete problemi di cuore, lo ripetiamo, dovete assolutamente cambiare canale. Romano a battere il corner, Mancia, Tres, Bissoni, Tres, si sposta il pallone sul sinistro e calcia, Fortino lo chiude immolandosi con il corpo in calcio d'angolo. Ci prova Laffeldi, 36 secondi, Tres, Bissoni, Tres, ancora per Thiago Bissoni, dentro per Sergio Romano, il pallone messo dentro, Tornatore recupera, prova a calciare Sebastiano Tornatore, il pallone che finisce fuori, sale adesso la pressione della Real Rieti, Bissoni a rimettere in gioco il pallone per Sergio Romano, il pallone dentro per Tres, ultimi 20 secondi di partita. Mancia rientra sul sinistro, pallone per Tres,
Bissoni calcia, pallone alto sopra la traversa, 13 secondi, non è ancora finita questa partita, Jacopo. No, assolutamente, 13 secondi, vedremo come il Real li gestirà con Tornatore che molto probabilmente lancerà lungo per Fortino. Fortino controlla con la coscia, torna indietro da Massimo De Luca, Rafael porta il pallone, se ne va su Mancia, Lion, pallone che sfila, sarà corner per il Rieti con 3 secondi da giocare, forse questa partita è finita. Forse è finita, intanto bellissima, sottolineiamolo, l'atmosfera qui a Palamalfatti. Pallone all'indietro per Rafinha che difende il pallone, finisce qui, Real Rieti batte 4-3 la Fel di Eboli alla fine di una super partita di futsal al Palamalfatti. Super partita, vinta con il cuore e con l'orgoglio dal Real Rieti a cospetto di una grandissima Fel di Eboli che merita anch'essa tutti gli applausi. Real Rieti che sale a quota 32 punti in classifica, si chiude il girone di andata della Serie A Futsal, 2 squadre che si sono trovate oggi e che probabilmente si rincontreranno anche in finalette di Coppa Italia. Assolutamente sì, Mattia. Un saluto e un ringraziamento a tutti coloro che ci hanno seguito su PMG Sport Futsal e su Repubblica.it da Mattia Esposito e Jacopo Persico. Un buon proseguimento di serata.